Senti, loro qua vogliono sapere perché questo parco è così e perché si chiama Parco degli Alberi Parlanti. Dovrei rispondere io? No, rispondo io. Vabbè, rispondi. No, rispondi tu. No, Perché? allora, si tanto chiama Parco degli Alberi Parlanti, che Dillo, questa è la dai, prima sì. domanda che hai Bravo. fatto. Perché? Perché ci sono degli alberi straordinari. La prima volta che siamo venuti qua ci sembrava di sentirli parlare. No, Abbiamo parlavano davvero. e questo non l'avevo capito. Allora abbiamo pensato di chiamarlo proprio in questo modo. Ma la seconda domanda, perché siamo qui, dovresti rispondere tu. Sì, Vai. siamo qui perché questo meraviglioso parco, dato in gestione a noi che siamo di gruppo alcuni, dà la possibilità a tutti i ragazzi di Treviso, ma E anche alle loro anche- famiglie, Bravo, vuol dire questo, quello. anche alle loro famiglie di poter venire qui a trascorrere che cosa? Una giornata in un pomeriggio. meraviglioso parco, ma soprattutto partecipare a dei giochi che adesso, se voi venite con noi, Francesco e con Sergio, vi presentiamo. Io comincerei, così adesso parte seria, dettaglia su di me, comincerei dal percorso di Leo da Vinci. Ma perché un percorso di Leo da Vinci qui al Parco degli Alberi Parlanti? Andiamo a scoprirlo. Vieni. Andiamo. Senti Francesco, ti volevo chiedere una cosa, si stava parlando di Leo da Vinci, ma perché Leo da Vinci? Perché Leo da Vinci è un nostro cartone animato di grande successo e i ragazzi, le ragazze con le loro famiglie che possono venire qui possono incontrare le macchine di Leo da Vinci. Possiamo cominciare dal ponte di Leo da Vinci. Scusa, ponte di Leo da Vinci dovevo dirlo io. Ah, scusami, ponte di Leo da Vinci doveva dirlo lui. Il ponte di Leo da Vinci dovete sapere che è un ponte inventato, indovinate da chi? Leo da Vinci. Leo da Vinci, ed è un ponte che si autocostruisce, cioè Leo portava dei pezzi di tronco che, sistemati in modo assolutamente abile, davano origine a quel ponte! Senza chiodi né corde. E che dire di questa meravigliosa vite aerea? Sì. Serviva per volare, poi non si sa se Leonardo da Vinci riuscì veramente a volare. Comunque se voi osservate questa... Un po' sta perdendo, un po' sta perdendo, non so se notate. Se osservate questo movimento che Francesco sta facendo in maniera assolutamente spontanea e bella, questo movimento porterebbe, non so quando, alla nostra salita verso il cielo. Nel cartone animato Leo con questa macchina riesce a volare. Che cartone? Ora attenzione, io con il solo movimento di un dito pollice riuscirò ad attirare questa corda e far sì che Francesco si alzi verso il cielo. Guarda, 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 guarda. Ah, senza mani. Vabbè, ok, bello, bello, bello. Basta così. Fammi scendere! Non ci crederete, ma siete di fronte a una costruzione di Leonardo da Vinci denominata carro armato, movibile da sé. Dai, Vai, spingimi. no, dai. Spingimi. Non lo... Ecco, guardate, è incredibile. Francesco! Sergio. E Francesco, Sergio. c'è un problema. Io sono passato qui parecchie volte su questo parco degli alberi parlanti e mi sono sempre chiesto, ma che cos'è questa costruzione che tra poco verrà Te inquadrata? lo spiego io. È il ponte inventato dal nostro amico Leonardo, Leo per gli amici da Vinci. Il ponte è su 2 piani. Sotto passano i cavalli, i carri, sopra gli umani, in modo che non si incrociavano e si migliorava il traffico di Firenze di allora. Sì, senti, siccome non abbiamo cavalli, Sì. io passo sotto Cavallo. e tu passi sopra umano. Andiamo, Come cavallo, vuol io dire? cavallo. Immaginate che lui sia Sergio, cavallo, io e umano. lui, umano. immaginate che sia un umano. Andiamo, via. Dai cavallo, Cavallo, l'umano, il cavallo sotto. io so qui dove siamo. Sulla barca di Leo da Vinci e qui si conclude il nostro percorso. E sai perché non ci si muove? No. Perché la barca può essere mossa solo alla presenza dei bambini che visiteranno questo parco degli alberi Ti parlanti. aspettiamo. E noi Ci vediamo? Ci vediamo, devo dirlo io da solo. Vediamo. Andiamo, e noi Ci vediamo. da solo. Basta. E noi Ci vediamo. Oh.